Ve l'abbiamo promesso, abbiamo dei grandissimo, però abbiamo anche un coordinatore di questo festival, che è lui che mette tutto questo qui in opera. Lui si chiama Paolo Baruzzo. Per voi Paolo. Eccolo qua Ela. Paolo, ti sei messo la giacca. Ciao, buonasera a tutti, grazie. Abbiamo, Ela, una piazza straordinariamente gremitissima già fin dall'inizio del nostro spettacolo. Questo è davvero un partire con l'unplan, un partire con il piede giusto per questo Tour Festival Show 2007. Bene, allora... Io ti lascio un attimo questa platea. E ci rivediamo fra pochissimo. Allora io ringrazio il comune di Castelfranco Veneto, ringraziamo anche l'Ascom. Allora, come vedete noi quest'anno abbiamo un microfono doppiamente griffato. Abbiamo da una parte il nostro logo ormai inconfondibile Radio BK, che sta per Radio Birichina, è un microfono tale e quale al mio, lo si vede quotidianamente in tutti i telegiornali nazionali grazie ai nostri inviati che abbiamo nelle redazioni sparse in tutta Italia, ma abbiamo anche quest'anno un nuovo amico, un nuovo partner che è Canale Italia. Infatti da questa sera, regolarmente ogni settimana, Festival Show viene trasmesso in esclusiva su Canale Italia e ringraziamo quindi tutti i telespettatori che ci seguono. Non saremo soli, abbiamo creato un ventaglio di ospiti, una girandola di attrazioni per questo nuovo tour di Radio Birichina e Radio Bella e Monella. Permettetemi con grande orgoglio di chiamare su questo palcoscenico una delle più belle donne della televisione e del cinema, con cui trascorreremo tutta l'estate insieme a Festival Show, Eva Enger. Eccola che arriva. Buonasera. Ciao Eva, ben arrivata. Rossa, proprio in colore. Grazie. Avevi scoperto i colori della nostra scenografia, sei proprio intonata. Infatti, perché ho scoperto un po' prima, a conferenza stampa ho capito che colore devo vestirmi, vedi? Comunque volevo ringraziare, sono molto contenta di essere qui e presentare questo bellissimo festival show insieme con lui, con Ella Weber e con tutti gli altri. Grazie a voi. Eva, oltre ad averla scoperta l'anno scorso come cantante su questo palcoscenico, quest'anno vogliamo apprezzarla oltre che come cantante anche come attrice. Infatti sta per uscire un grande film. Sì, bellissimo film inoltre. Di cui Eva è una delle protagoniste, perché il cast è nutritissimo. Corale. È qualificatissimo. Adesso Eva ci onora di un trailer in anteprima di questo film che sarà nelle sale cinematografiche di tutta Italia ad ottobre. Dicevo, vediamo in anteprima uno spezzone, un montaggio delle scene salienti di questo film che si chiama Bastardi, che uscirà ad ottobre in tutta Italia. Bastardi. Luca nei guai grossi. Sembra che abbia ammazzato il figlio di Sante Fatanelli. Non accompagni quel poveretto di tuo figlio al cimitero. A combattere. È morto già. Ma sì, detto mani di fata. Ehi, ciao gatto. Io sono venuto qui per rubare la corona di Re Manfredi. Alla corona! Ma quella corona è mia. Non ce l'ho la corona. E la voglio. Questa corona non vale nulla. Ho persino pensato di andare alla polizia a denunciarli. Papà, abbiamo un problema. Ma se mi è sempre tenuto all'oscuro di tutto. Tu e quello stronzo di mio fratello mi volete fregare. E non provare a fregare. Farò tutto quello che vuoi. Infatti, non è vero, pellicci? Ma guai a te se mi stai ingannando. Forse vorrà corrompere qualcuno, offrendogli una grossa somma di denaro. 500.000 euro. Puttana. Bastardo. Complimenti, complimenti. Allora abbiamo visto in anteprima queste immagini. Eva, fermati, perché direi di accogliere due
attori in mezzo a un cast davvero folto e ampio, Massimiliano Caroletti e Diego Conte. Eccoli. Ciao Diego, ciao Massimiliano. Allora, Massimiliano, noi, ho detto prima ad Eva, siamo diventati amici, ci siamo conosciuti l'anno scorso su questo palcoscenico, voi ci avete fin da subito onorato della vostra partecipazione e ci avete da subito parlato di questo film, che poi, fra l'altro, contemporaneamente alla partecipazione di Eva a Festival Show l'anno scorso avete realizzato le riprese al sud, mi pare. Allora, il film è stato girato interamente a Trani e la cosa bella è che noi abbiamo veramente iniziato insieme a voi, dal progetto iniziale fino alla distribuzione del film, che uscirà ad ottobre. Io questa sera mi trovo imbarazzato davanti a così tanta gente perché è un onore poter presentare un film così grande, visto che in Italia un film con un cast così saranno 20 anni che non si fa, e voglio ringraziare delle persone che sono qui stasera anche con noi. Sono i due produttori che sono Nicolino Matera e Luciana Conti, che non vedo, sì, sono qui vicino a noi, perché hanno avuto il coraggio di spendere tantissimi soldi per mettere insieme un cast così grande che non ha niente da invidiare ai film americani. E voglio ringraziare altre due persone. Il primo mio caro amico, che è qui vicino a me, Diego Conte, che si è messo a disposizione, ha fatto centinaia di provini per avere un ruolo piccolo ma fondamentale nel film, che vuol dire che anche gli attori italiani che vengono dalla televisione, se hanno voglia di cimentarsi in qualcosa di importante, ci riescono se hanno la volontà. L'altra persona che voglio ringraziare è mia moglie, perché è veramente brava e oltre ad essere bella. Grazie, ma comunque Diego è risultato un attore bravissimo, molto preparato, una persona che ha studiato tantissimo e si è presentato nei provini con un giusto idea o con una giusta preparazione, per questo che ha avuto un ruolo e è venuto fuori benissimo. Congratulazioni. Grazie mille a voi prima di tutto, alle persone che hanno creduto in me, nelle mie capacità. Io penso che questo sia un film importante nel panorama italiano. Io credo e sono convinto che il cinema italiano abbia le potenzialità per poter concorrere con tutti gli altri paesi, ma sono anche convinto, ed è per questo che noi pubblicizziamo il film in questo modo così caloroso, perché alla fine siete proprio voi che lo andate a vedere nelle sale, che alimentate la possibilità che queste operazioni possano continuare nel tempo e che il cinema italiano possa tornare in un periodo di splendore come lo era qualche anno fa. Quindi innanzitutto grazie a tutti voi e da parte mia e anche da parte loro vi auguriamo una splendida estate piena di soddisfazioni e di felicità. E un splendido ottobre quando esce il film, e senza invidiare niente dalla produzione americana. Siamo anche con noi capaci di fare dei capolavori, vero? Complimenti, grazie ad Eva Enger, Diego Conte e Massimiliano Caroletti. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Al 2007 abbiamo